Buongiorno bambolina. Buongiorno. Bacio. Buongiorno a voi che ci state guardando e ovviamente ai fratelli Merigliano. Ricordiamo che questa puntata andrà anche su YouTube, su Facebook, Sì. La stiamo registrando e ringraziamo sempre Pino Fontana. Un bacio forte Pino, grazie di tutto, grazie anche ad Andrea e fratelli Marigliano. Quindi è un rischio, è un rischio, attenzione a quello che diciamo. Allora, prima di arrivare alla Duke intervista, io volevo chiederti qualcosa, sei già emozionata? Che Mamma mancano mia. quanti Già, giorni al concerto? Allora, già è poco, anche perché l'emozione è arrivata da subito. Ovviamente il progetto del concerto già da quando è nato è stato tutto così è andato tutto così veloce che infatti sono passati 5 mesi in un baleno. Sembrava ieri, vabbè, mancano 5 mesi, ci sta tempo, invece non abbiamo capito proprio niente. Siamo emozionati, siamo prontissimi, anche perché è tutto pronto. Mancano soltanto le ultime cose, gli ultimi aggiusti degli abiti, in effetti, poi il resto è tutto pronto. Siamo emozionatissimi, dobbiamo solo arrivare al 27 marzo. Dai, manca pochissimo. Poco. Mi sa che arrivi stanchissima a quel giorno perché tanti preparativi, vestiti, sarto è vero. e tante cose, perché per preparare un bel concerto ci vuole tanto tempo. Guarda, io tu in primis curi tutto, non è che hai uno staff, hai staff comunque che ti aiuta, sì, però sei in primis che scegli le cose. Sì, sicuramente io scelgo quello che piace a me, anche perché fino ad oggi ho notato che piace a me, ma quello che piace a me piace anche al pubblico, quindi in effetti non mi sono mai sbagliata, anche con la scelta magari di un brano oppure la scelta di un video, di promozionare un brano, quindi è sempre andato bene. Ecco perché poi dico, come dico sempre, io sono fan di me stessa e ascolto quello che vorrei, canto quello che vorrei ascoltare. Quindi in effetti ho scelto io gli abiti con l'aiuto del mio stilista Mattia Pisano che saluto, mando un bacio forte, e vabbè, poi ovviamente insieme a Sara Finizio sarà lei che curerà il mio look come sempre, come nei miei videoclip, come nelle mie trasmissioni. E poi c'è tante cose da dire durante la puntata. Che poi non sarà un semplice concerto, ma secondo me sarà uno spettacolo. È vero, avrò un corpo di ballo composto da 10 ballerini, tra cui... Sarà un musical, come andare al musical, balli, canti, ci saranno tante cose belle, perché poi io chiedo, Sara qualcosa mi dice, Sara quel pochino, perché lo sai, io voglio sapere, perché sono curioso, e Sara qualcosa mi ha svelato, e sarà veramente un grande spettacolo. Per acquistare biglietti andate sulla pagina Facebook di Nenzi e là troverete anche i numeri per chiamare, e lo staff di Nenzi verrà direttamente a casa vostra a consegnarvi i biglietti. Anche su Go2, non mancate, diciamo questa cosa importante, anche su Go2, ragazzi, che anche su Go2 possono trovare i miei biglietti. E devo dire anche questa cosa, che appunto mi ha telefonato 3-4 giorni fa Go2, in effetti ha chiamato Carmine, mio marito, dicendo che voleva, visto per le tante richieste dei biglietti, voleva con il nostro permesso vendere anche i miei biglietti. In effetti io sono la bocca della verità, non ho niente da nascondere o da dire, da dimostrare. Io i miei 2000 e passo biglietti li ho già venduti, quindi per me in questi 10 giorni è tutto in più. Voglio dire, se vendono altri 1000 biglietti per una donna, appunto, dico se si vendono altri 200 o 300 o 500 o 1000 biglietti, per me è tutto in più, anzi più siamo meglio è. Ormai è determinato il concerto. Sì, il concerto ormai è andato, quindi per me è stata una grande soddisfazione essere chiamata da Go2, che comunque Go2 è un punto vendita a livello nazionale, internazionale, quindi ai più grandi artisti, e chiamare Nenzi dicendo in queste puntuali parole o Vasco Rossi o Baglioni e voglio anche i biglietti di Nenzi, per me è una grande soddisfazione, perché comunque mi ha paragonata a dei grandi artisti. complimenti quindi, Nenzi, complimenti. Grazie. Allora ci fermiamo un attimino, ascoltiamo una canzone di Nenzi, perché c'è dopo questa canzone la Duke intervista, tra poco sempre qui su RTC Targato Napoli con l'amica Nenzi. Allora io direi di partire, perché questa mattina siamo diventati un po' come Barbara D'Urso. Sì. Ti abbiamo preparato delle sorprese. Bene. Vediamo se la regia è pronta, e tu guarda lì, guarda in quello schermo. Prego regia. Un attimino ancora, ricordiamo il numero dei messaggini, vi ricordiamo di mandare i vostri messaggini audio al numero 391 465 34 75. Mentre la duchessa si è preparato le domande stamattina, mi sa a che ora ti sei svegliata? Siamo pronti? Non ho proprio dormito in realtà. Guarda là, prego regia, guarda. Ciao. Prego un attimino solo, perché... Renzi, ti faccio un in bocca al lupo per il tuo grande evento del 27 marzo a Pala Partenope.
Ti meriti tutto il successo di questo mondo, te lo auguro ancora di più con tutto il mio cuore, ti voglio bene, grazie per le mille emozioni che sai trasmettermi, un bacio. Una tua fan siciliana. Grazie a Tilde da Catania, in effetti lei è palermitana. Non me l'aspettavo, mi ha commossa. Grazie Tilde, un bacio forte a te e un bacio anche per Alisea da Catania. Loro hanno acquistato il biglietto, l'abbiamo spedito tramite Posta Pay, quindi Cioè, da ci ha tutta fatto Italia, la da tutta Italia. Sì, è vero. Quindi grazie, veramente ma senza parola. Brava. E ora Nancy, guarda là che c'è un altro videomessaggio per te, prego regia. Questo videomessaggio è da parte di tutto il tuo gruppo indelebile. Volevamo ringraziarti perché attraverso la tua musica hai dato più luce nei nostri giorni bui. Hai fatto sì che tutte queste persone potevano incontrarsi e stringere una forte amicizia, un'amicizia indelebile. Grazie a te che sei una grande donna, oltre ad essere una grande artista e grande amica. Per questo volevamo darti un forte in bocca al lupo per il 27 marzo. Grazie alla metà del gruppo indelebile. Un bacio a Giuseppe soprattutto perché è stato disponibile, hai seguito tutto quello che gli abbiamo detto, veramente un bacio Giuseppe. Ma voglio capire perché volete pagare oggi? Perché mi dava come Barbara D'Urso, le mi fa faccine. Ma qual è Italia mia? Sì, esatto. Perciò tu dicesti io ho visto qualcosa di strano e tutto quanto. Io vidi una cosa strana, che vidi tutti quanti fuori, ma che è successo? Qualcosa ci sta sotto. Prego, dottoressa. Dalla redazione. Io ti fermo un attimo perché se non erro, se la regia c'è un altro videomessaggio per te. Benissimo. Se la regia non lo so è pronta, nel frattempo ricordiamo solo. ancora il numeretto per mandare i vostri messaggini vocali su WhatsApp 391 465 3475. Se Andrea mi apre anche la linea del telefono perché c'è un'amica che vuole chiamare, che vuole fare un bocca al lupo a Nancy. La nostra amica Anna Lucia Buonanotte che ci sta seguendo. Un bacio amore, bacio forte. Se Andrea mi riesce a prendere Anna Lucia, per piacere le persone che sono da casa non chiamate perché per il momento non prendiamo dirette, lasciate liberi i telefoni per la nostra amica Anna Lucia Voglio salutare anche a linea Lisa che mi ha contattato. Lisa, ti voglio bene. Ciao, Lisa. Un bacio a tua sorella con una presta libertà anche a Ima Anche. Portolano. Un bacio. Nancy, un da altro parte mia. videomessaggio per te, guarda là. Prego, Molti, regia. Vivi la tua vita è stata una canzone come tante. Per me è stato un messaggio molto importante. Amore, ti chiamo amore perché sai quanto ti stimo e ti voglio bene. Voglio darti un grande in bocca al lupo per questo progetto che ci ha messo tutto il tuo cuore. Io sarò lì a condividere quest'altra emozione insieme a te. Ti voglio bene, sister. Ci vediamo al concerto. La tua grande amica Sara Finizio, Finizio. anche lei con un videomessaggio che mandiamo un bacio forte alla Sara. Ti accontentiamo. Ci fermiamo un attimo con i messaggini perché c'è un altro videomessaggio se la regia me lo prepara, perché questa persona che ora vedrai nel videomessaggio odia le telecamere. È sempre dietro le quinte. Chi è Sempre mio marito? all'ombra. È sempre all'ombra perché odia le telecamere. Somiglia un po' a Maria De Filippi, però scherzo, odia le telecamere. L'abbiamo convinta con grande fatica. Guarda là. Uscita del tuo primo lavoro discografico, 21 luglio. Quante lacrime mi hai asciugato con la tua musica. L'anno 2006, la prima volta che ti vidi. E da allora non ci siamo più mollate un attimo. Grazie a te so che vuol dire avere una sorella. Condividiamo pianti e gioie. Grazie di esistere. Ah, dimenticavo. E questo qua. Anche lo condividiamo, In bocca al lupo, sister. Ti voglio bene, un bacio. La nostra Rosa Pezzella, Che la degli tua Rosa studi. Pezzella. Ma stasera niente più. Però ti posso dire una cosa, appena glielo chiesi senza esitare, perché devi sapere che su Italia Mia loro fecero già un video, tutte e due insieme, che poi abbiamo un attimino abrogato perché Bambolina disse che non era naturale, vabbè, i suoi scatti, voglio dire, però era bello. Però lei senza esitare, così, l'abbiamo chiesto anche a tuo marito, ma tuo marito, essendo timido, disse con tutto il cuore, lì non è una bella idea, però non posso. No, allora ti spiego. Mi ha stupito anche lei perché non esce mai in diretta anche per portarmi un messaggio. No, io la picchiamo se non lo faccio. E quindi Poi invece Sara finito lo spazio lo fare io video. Noi ringraziamo Rosa Pezzella per il videomessaggio, grazie. Io direi di iniziare con la tua intervista. Con le domande. Sì. Allora, stai per festeggiare i tuoi 11 anni di carriera con il tuo progetto che si terrà il 27. A chi devi dire grazie? Ecco, grazie lo devo dire a coloro che comunque ancora oggi mi sopportano e si stressano
solo per amicizia, senza nessun altro scopo, e tra cui Rosa Pizzella, che mi aiuta tantissimo, è una delle prime che ha svolto questo lavoro, tra virgolette, in un modo pazzesco. Non è facile quello che ha fatto, quello che fa ancora oggi, prendendo tutte le telefonate con tutte le persone, con tutta Napoli, non solo, perché abbiamo avuto richieste fuori Napoli, dalla Germania, dalla Puglia, dalla Sicilia, in Abruzzo, tante richieste, e lei comunque è così disponibile a mandare. Ecco, visto stanno volando foglie, e quindi operativa la Pizzella. È operativa 100%. Poi devo ringraziare il mio manager Beccaccio, che il grande Beccaccio, che è sempre presente, che comunque, non ti molla mai, ti accompagna anche di notte alle trasmissioni, anche il mio e voglio dire, a volte impulsivo, ci invita a casa con le scene importanti, non ci fa mancare nulla, pranzetti e tutto quanto. Dicevo, questa cosa è importante, sopporta anche il mio carattere impulsivo, perché sono molto impulsiva, però comunque mi passa l'appella, una volta che ho sfogato il mio nervo, cioè, ti plachi, ti plachi. Sì, mi calmo, quindi un grazie a lui, a Rosetta che ci sta guardando, un bacio forte Un bacio. e mio marito che comunque si sta dando anima e corpo per questo progetto. Ci sta salutiamo guardando. Chi sta a casa. Ciao Carmine, un bacio. Sta sul divano, il suo, capito come... Ieri mi ha comprato dei dolci favolosi, grazie Carmine, sì, che poi ha mangiato tutti i Sarafinizio, li ha mangiati. E Mario mi scoccio con le cassatine in bocca, no? Voglio dire. Vabbè, comunque, ecco, dicevo, mio marito che comunque si sta dando anima e corpo per questo progetto, lui è il primo che ci crede, e mi invoglia, mi carica. Lui dice, ed è importante. Lui dice, sì, ma perché a volte, sai, non mi rendo conto, ancora oggi, dopo 11 anni, sai, a volte mi metto, dico, ma chissà se facciamo bene, chissà cose, dice, tu sei Nenzi, tu sei forte, non ti rendi conto. Ti posso dire una cosa? E mi carico. Complimenti veramente per tuo marito, perché è un bravissimo ragazzo. Grazie. Sai quei ragazzi puliti, bambolina, che li vedi dagli occhi così? Sì, a me piace molto. Grazie. Passiamo alla seconda. Nei tuoi testi forse c'è una dose eccessiva di carnalità. Uso questo termine perché tu sei così con il tuo pubblico. Questa dose di carnalità capace di perforare i petti e di posizionarsi nei cuori. Ma perché accade questo secondo te? Ma semplicemente perché io quello che ho all'interno, le mie emozioni le metto nelle mie canzoni, cantandole, e quindi io cerco di trasmettere quello che provo io alle persone da casa, e non so come ci riesco, però ci riesco. Infatti, in effetti, le cose che uno non conosce, proprio la non conoscenza di certi eventi, poi ti porta agli esiti positivi. Forse accade questo in te. Ma io sono contenta, perché significa che comunque quello che cerco di fare il mio lavoro, a parte la passione, ormai oggi è un lavoro, cerco di fare il mio lavoro nei migliori dei modi, e quindi arrivo a casa nei migliori dei modi. Le persone che comunque mi amano proprio per la persona, io vedo che amano proprio me, a parte le mie canzoni, e non solo me, ora amano mio marito, amano mio figlio in un modo pazzesco, amano la mia casa, amano addirittura il cane, è tutto quello che tutto appartiene a per Nenzi. tuo riflesso, sì. Praticamente. Passiamo alla terza. Questa musica, ma come esplode dentro di te? Cosa succede? Che succede? Che so? Che succede? E niente, vabbè, allora diciamo un pochettino, io all'età di 15 anni venivo, ecco, da un allontanamento della figura maschile in casa, no? Abbiamo detto di mio prima. padre. E quindi io ero piccola e comunque dovevo aiutare mamma economicamente, perché comunque dovevamo fare le corse proprio per mangiare. E io invece di andare con le mie amiche a giocare, diciamo che quella figura maschile che mi mancava io me la sono fatta un pochettino immaginaria, appoggiandomi alle canzoni di Gigi Finizio. Quindi ecco perché io do tutta questa importanza a Gigi Finizio, non solo per le canzoni, ma mi ha aiutato tantissimo a superare tanti ostacoli. Quindi mi chiudevo in camera e lui per me era il mio papà, era il mio fidanzato, era un nonno, era tutto per me. Ha fatto parte delle tue spaccature. Ha fatto parte, ecco, no, proprio della mia vita, ecco perché io una volta gli scrissi una lettera e gli dissi:
hai fatto sempre parte dei miei sogni, della mia vita, anche pur da lontano, pur non sapendolo. E quindi per me è stata una parte importante. E da allora poi man mano con le sue canzoni è nata questa passione all'interno che io poi ho sentito il bisogno di esplodere. Avevo tante cose all'interno, sofferenze, emozioni, che ne so, tanto amore da dare, e quindi ecco perché forse le persone mi hanno subito capita, mi hanno subito afferrato, perché sono entrata prepotentemente, ero troppo convinta. Lui ti ha risposto a questa lettera? Vabbè, non ne parliamo. No, non ne parliamo. Perché come la musica di Gigi Finizzi ha aiutato Nancy, la tua musica sicuramente aiuterà tantissime persone, perché veramente a volte è un problema, metti 2 cuffiette, ascolti un po' di musica e ti passa tutto. Sì, sicuramente. Passiamo alla quarta domanda. Tu, come un vulcano, erutti magma incandescente, bruciando di delirio i tuoi fan. Ogni volta dentro di te si smuove qualcosa, rinasci a nuova vita. Allora, ogni giorno è sempre un'emozione diversa. Io vedo dalle bambine di un anno e mezzo, alle persone anziane emozionarsi per me. Quindi io ancora oggi sono incredula del mio successo, se così lo vogliamo chiamare. E io devo solo ringraziare il Signore che appunto mi ha aperto le porte e mi ha ripagata un pochettino di tutti i sacrifici che ho fatto anche prima del mio lavoro discografico, perché i sacrifici sono stati fatti. E io credo che le migliori, l'ho sempre detto, le migliori interpretazioni vengono dalle più grandi sofferenze. Ecco perché le persone mi hanno capita e hanno capito il messaggio che io voglio dare, capito? Passiamo alla prossima. Come ti proponi ad entrare nel Palapartenope, quando poi dalla casa della musica sei dovuta passare immediatamente a quella principale, che non è poca cosa? Questo non è poca cosa. In effetti mettemmo questo annuncio dei biglietti della consegna a casa, e in una settimana diciamo che ho fatto il sold out e siamo dovuti passare automaticamente alla Palapartenope, anche perché altrimenti avremmo dovuto comunque aspettare il 27 marzo a 5 mesi prima. Il 27 marzo, cioè al concerto, senza fare niente. Ok, io intendevo dire, poi dopo parliamo del sold out che si trova nella mia prossima domanda. Okay. Questa cosa a livello esponenziale, grande, quasi come un'artista storica di grande successo, esagerata, non ti mette un po' paura, perché il Palapartenope è difficile da riempire? Sicuramente, anche se abbiamo venduto tantissimi biglietti, la paura c'è sempre. Anche perché io credo, passando al Palapartenope, sia comunque un salto. È ovvio. Un salto proprio di qualità, proprio artistico, anche se poi dopo comunque non è che Nancy fa 3.000 concerti oppure va al Sanremo, oppure io rimango sempre quella che di 5 mesi fa, e vado comunque a cantare sulle cerimonie, sui matrimoni. È ovvio. Capito? Non è che chissà che cambia. Questo rimane soltanto, lo dico, è un trambolino per un qualcosa che forse potrà accadere. Non si sa niente. Per me rimane solo una cosa, ecco, un'emozione, una soddisfazione che mi sono voluta regalare e dedicare ai miei fan che se lo meritano. È come una festa dei 18 anni. È un matrimonio, mi sono sposata un'altra volta. Rischiando però io vabbè, rischio non c'è più, perché già sto rischiando, però io sono convinta, non che magari di chissà cosa o del successo, sono convinta del mio popolo, del mio pubblico, che per come mi vuole bene, il 27 marzo condividerà insieme a me questo giorno importante. Infatti 2400 paganti oggi li scoccio. Ricordiamo che si possono ancora acquistare i biglietti, per info e tutto andate sulla pagina ufficiale di Nancy, la troverete i numeri e i biglietti saranno consegnati direttamente a casa vostra. Giusto. C'è la sesta domanda. Tu da quando hai stabilito la data del tuo concerto hai potuto rilevare ben 2 sold out per il luogo che avevi scelto. Cioè, spieghiamo, dalla casa della musica sei passata alla sala più grande. Sì. Adesso ti sei cimentata in qualcosa di più ampio, di grandissimo. Tu pensi che a creare la magia di un concerto basta solo la bravura dei musicisti, o serve la magia del luogo in cui uno suona?
Ma pure, sicuramente la Casa della Musica era più piccolo, ma comunque altrettanto bello, un bellissimo palco, una bellissima struttura, solo un po' più piccola, ovviamente, che dove c'entrano 1300 persone. Che tu avevi già riempito dopo la prima settimana. Sì. Il Palapartenope è grande, è grandissimo, voglio dire, ci entrano 5-6 mila persone per l'agibilità, altrimenti ci entrerebbero anche di più, però per l'agibilità ci hanno dato il massimo di 5-6 mila persone. E tu già hai riempito la metà. Sì, e in effetti sì, io sono contenta e felice anche perché dal proprietario abbiamo saputo delle cose dove altri cantanti, altri colleghi hanno fatto i miei stessi numeri e io ancora devo finire, mancano altri 10 giorni, quindi abbiamo comunque tempo per vendere altri biglietti e quindi da donna mi sento soddisfatta perché comunque sono stata paragonata a cantanti maschi. No? Che comunque il cantante maschio si sa che comunque magari può portare un po' più gente, è quello che comunque prende un po' più il sopravvento. È un po' più facile per lui. A parte, pure economicamente è comunque è sempre quello che comunque prende un po' in più a Nancy, visto che sono magari quella più economica e quella più facile da rintracciare, perché oggi con questa crisi è più facile magari contattare Nancy che magari a un cantante uomo che economicamente prende di più. Richiede di più, sì. E quindi riempire nonostante ciò, questo era difficile, magari mettere tante persone in una struttura di 5-6 mila persone, visto che Nancy economicamente è più rintracciabile, mentre magari un cantante di tipo, che ne so, Finizio, vabbè, chi è che può chiamare ad un matrimonio Finizio? Magari solo chi è benestante da una vita. Mettere tante persone Finizio magari lo fa facilmente perché vai a vedere, eppure 50 euro te le vai a vedere. Bravo. Il concerto di Finizio. Nancy il giorno prima la puoi chiamare, fa una serenata a Bascio Palazzo, dice vabbè io la vedo tranquillamente, quindi qua era più difficile, invece Nancy comunque ha riempito nonostante ciò. Questo significa che le persone mi vogliono bene, hanno capito il mio messaggio e non basta più Nancy in una sola mezz'ora, visto che comunque quando vado a cantare ci vogliono sempre 30-40 minuti, vabbè, vedranno comunque 2 ore e mezzo, 3 ore di spettacolo live con il gruppo per la prima volta, con uno spettacolo con 10 ballerini, con delle luci, con uno schermo intero, cioè dietro con LED World, uno spettacolo bellissimo. Io credo che piaccia anche la tua musica, non solo perché ti vogliano bene, diciamolo. Ma mi vogliono bene perché comunque io trasmetto a loro comunque delle emozioni tramite la mia musica. Ti vedremo anche come ballerina, Nancy. Ma io l'ho sempre fatta, non è che è una perché novità. Perché qualche volta ho visto i video salsa, ti ci metti... Sì, l'ho sempre vabbè, la maggior parte su Me Gusta Bailar, su Vamos, sui latini americani, anche quelli perché a me mi piace... Quello più semplice, sono 2 passi, che comunque i miei fan conoscono bene, anche sulle varie cerimonie, ballano insieme a me, Me Gusta Bailar, Vamos, tranquillamente. Passiamo alla prossima. La prossima domanda può apparire semplice. Però, analizzando un po' la tua situazione artistica da cantante e quella del tuo pubblico, mi dovresti rispondere. Cosa chiede a te il tuo pubblico e cosa chiedi tu al tuo pubblico? Secondo te, analizzando te e il tuo pubblico. Allora, il mio pubblico non chiede, anche perché io glielo do direttamente. Io sono una che non ho mai nascosto la mia vita privata, io sono stata una delle prime che già da quando si è fidanzata l'ho scritto su Facebook, mi sono sposata e ho condiviso quel giorno importante con tutto il mondo. Quando ho saputo dell'attesa di mio figlio l'ho scritto subito e tutti quanti subito l'hanno saputo, se era maschio, se era femmina, già l'ho scritto. Quando è nato mio figlio l'ho messo su Facebook, da allora poi tutti i colleghi lo hanno messo in mostra perché in tanti ricordo benissimo che nascondevano la loro vita privata, addirittura che erano sposati, addirittura nascondevano i figli, che assolutamente non esiste né cielo né per terra. I figli sono la cosa più bella e vedete, cioè io da quando ho avuto mio figlio ho avuto più successo, anzi ha avuto più successo mio figlio che io, quindi non c'è niente da nascondere, io do, il mio pubblico prende, accoglie e non chiede, perché io do tutto me stessa, non ho nulla da nascondere. Vabbè, ma oggi come oggi non possono più nascondere niente perché ci siamo noi di Matti in Radio che sicuramente. Abbiamo rilevato che tu hai un grande senso della famiglia. Sì. Proprio adesso l'hai detto.
Com'è stato il rapporto con la tua famiglia? Com'è? Come sarà? Cosa succedeva a casa tua? Tu parli dei miei genitori o della famiglia mia? No, dei tuoi genitori. Sì, cosa accadeva? Che ancora oggi io sono comunque una soddisfazione. Tu devi sapere che nella mia famiglia c'è il mio papà che è un cantante mancato, come alcune mie zie, come alcuni miei zii hanno la musica nel sangue. Purtroppo, ecco, poi allora erano altri tempi e quindi magari forse non c'era tutta questa disponibilità economica per produrre un disco, eccetera. Poi comunque ognuno aveva delle idee, ha preso delle strade, quindi non ha messo su questo progetto. E quindi io sono stata l'esempio, poi sono stata quella con le ali. Bravissima, sono stata quella che comunque ha colto un po' la passione di tutti quanti e l'ho unita e l'ho spinta. E quindi sono un po' la soddisfazione di tutta la famiglia, di tutte le mie zie, di tutti infatti le mie zie quando si vedono magari si rispecchiano loro quando erano piccole, altrettanto mio padre, e poi subito dopo qualche anno è esploso poi insieme a me e mio fratello e siamo usciti i cantanti della famiglia. Io dico, cosa succedeva nel senso che a casa tua magari se tua mamma piangeva, tu come reagivi, tuo fratello, oppure se tu piangevi, loro come reagivano? Voglio sapere un po' questo rapporto intimista della famiglia. Ma se piangevo per qualsiasi motivo, se magari non potevi comprare un pezzo di pane, se non potevi mangiare, sto facendo un esempio, cosa accadeva? Accadeva che io sono sempre stata una ragazza con i piedi per terra, ti spiego, quando non potevamo proprio mangiare, ok? Questo non l'ho mai detto, queste cose, perché sono un po' delicate, lo diciamo perché figuraci ci abbiamo passato. Allora, quando non potevamo proprio mangiare, magari io camminavo, per dirti, con le scarpe rotte, ok? E mamma non poteva permetterselo perché magari quella 10.000 lire serviva per comprare il pane oppure altre cose. Io comunque stavo zitta e cercavo comunque di andare avanti con quelle scarpe, facevo un'altra settimana, altri 15 giorni, a meno che non bevino proprio e me le raccattavo. E quindi mi accontentavo anche di un paio di scarpe di 5 euro comprate al mercatino, purché comunque di mangiare e quindi andare avanti. Quel pane e pomodoro, per esempio, a tavola diciamo, veniva mangiato con sincerità. Era come una lasagna. Con l'unione, Sì. con la pace, con la serenità. Sì. Nonostante i determinati problemi. Sì, è vero. Che bella cosa. Sì, la realtà dei fatti. Poi quando uscivo dalla scuola, mamma ha visto che facevo le pulizie domestiche, io uscivo dalla scuola, tornavo a casa e dovevo cucinare mio fratello. E a volte per quando ci siamo appiccicati, perché mi facevano, non volevo cucinare, e se ci veniva a cucinare, perché poi ero piccola, avevo 11 anni, 12 anni, capito? Tipo tante cose non riesci a ero una capire bambina quando è anch'io. Ti sei addossata già di responsabilità più grandi di te, voglio dire. È vero. Passiamo all'ottava domanda. L'emozione cos'è per te? L'emozione è un qualcosa che tu porti dentro cioè è una cosa che è una bomba, secondo me. L'emozione è una cosa che tu hai dentro ed è una bomba e deve esplodere a momento, subito, ad esplodere. Non c'è nemmeno bisogno di quei minuti di ansia per esplodere. Deve esplodere e basta. Cioè, capito con me? Capito? Adesso me lo stai dicendo in teoria. Magari se tu cammini per strada, che può essere per te l'emozione? Se cammino per strada, l'emozione... Dopo ti dico anche per me cosa può essere. Sì. Ce lo dice anche Bambolina, preparati. Ok, se cammino per strada, l'emozione è guardare come un manifesto, mentre arrivo qua, c'era un mio manifesto 6x3 per strada e all'improvviso ho il cazzotto, capito come me? Quella è un'emozione. Oh mamma mia, ma che le sono chi? Soggettivo. Che le sono chi? Bambolina, per te che cos'è l'emozione? Una cosa, cammini per strada, vai al mare, cosa ti può emozionare? Anche una cosa superficiale, una cosa breve. A me oggi come oggi mi emoziona l'amore, quando vedo due persone un po' più grandi e si amano ancora, perché oggi come oggi è difficile, perché si sa quello che succede, è difficile vedere il vero amore. Mi emozionano anche quei vecchietti che si camminano mano nella mano, quelle cose lì mi emozionano, mi emoziona l'amore. Bravo. Perché lo sai, l'amore oggi come oggi è finto. Sa che le tena di cellori, che le tena ovvio. uno, Certo. si tradiscono, poi si amano, fanno scambio coppe e cose. No, e succedono queste cose, quelle che succedono nel mondo. A me mi emoziona vedere anche due vecchietti che camminano ancora mano nella mano e si amano ancora. Io mi emoziono anche se il vento muove un fiore, perché ci sono persone che per malattie, magari per situazioni comunque molto 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 particolari, non possono vedere queste scene semplici, per esempio. Che bella, che bellissima cosa che hai detto. Vabbè, bello.
La duchessa e la duchessa. Allora, tu al tuo concerto presenterai 2 inediti. Nata Voto Insieme, scritta da te, che io ho ascoltato, che è bellissima. Grazie. E Pensiero e Core, che altrettanto mi è piaciuta, che ho ascoltato ieri sera in anteprima, scritta da Lucarelli. E Alessandro Turco. Sei diversa in Pensieri e Core. Perché? Semplicemente perché mi è piaciuta la musica, la melodia. È una... aspettate, perché altrimenti non sento. Ah, ok. Mi è piaciuta proprio l'armonia della canzone, proprio a parte il testo. Ho visto okay? anche lo stile che è un pochettino diverso. Tu canti in italiano, dove tu mi dicevi, Lino, io canto in italiano, così, ecco lì un po' perplessa. Poi ho sentito la canzone, ma è venuta bene. Sì, no, vabbè, forse ci sono poi entrata nel pezzo, perché tu ci devi credere e ci devi entrare, ok? Non sei manco, diciamo, volgare, tra virgolette, perché tu solitamente canti in italiano, dici delle frasi forti nelle tue canzoni e ti sei espressa bene, non ti ho riscontrata volgare. No, vabbè, io comunque ho fatto piano bar per 2 anni, quindi io cantavo tutt'altro che in napoletano, cantavo solo italiano e quindi un pochettino di cavetta penso che mi sia servita, voglio dire. Infatti in tanti mi dicono che quando canto italiano non si sente nemmeno l'accento napoletano, ma non per presunzione, perché io non devo dimostrare niente a ovvio. Nessuno, cioè io se canto italiano mi diverto, ma giusto perché comunque faccio la cantante napoletana e sto bene così, poi un domani sapere. E quindi niente, mi è piaciuta, le strofe però sono italiane, e il ritornello poi rientra un'altra volta Nancy, però mi è piaciuto quell'effetto delle quelle strofe italiane e proprio è una canzone festiva, capito? Mi dà aria di festa. Perciò mi è piaciuta, quindi l'ho presa. A me ha colpito moltissimo. A me mette il brio, è briosa, mette l'energia. Sì, è molto bella, molto allegra, Sì. è molto estiva, capito? Mi dà quel senso sui lidi, sui matrimoni, è molto estiva. E spero che comunque alle persone piaccia come è piaciuta a me. Allora, passiamo alla nona. Tu cantautrice, un foglio ed una penna, chi diventi? Cosa si innesca in te? Guarda, io ho conosciuto un'altra passione dopo il mio secondo lavoro discografico, per gioco così, io ho scritto le prime canzoni che poi mi hanno dato ragione e quindi ho capito che la gente ha apprezzato anche il mio modo di scrivere, il mio modo di pensare, e io credo che quando si scrive una canzone, anche se a volte magari è per puro caso, inventi una canzone, c'è sempre un qualcosa di vero. In qualsiasi canzone. Nello scritto è ovvio. Nello scritto c'è sempre magari un qualcosa che tu stai provando in quel momento, in quel periodo e quindi lo cerchi di inserire in un testo. Ho capito questo, però la mia domanda era questa, perché anche io scrivo, poi dopo aver scritto mi rendo conto che tornando alla realtà io mi ero scordato di tutto, non mi ricordavo chi ero, magari stavo in un'altra dimensione. Voglio capire cosa ti accade dopo quando tu magari hai finito di scrivere, ritorni in te, perché io mi sdoppio quando scrivo. Cioè come se annullassi la parte razionale di me e divento un'altra persona. No. Dico, tu chi diventi? Come accade? Spiego. Io non ti ho risposto sulla domanda perché sono sempre me stessa. Io di tutto ovvio. Ciò che faccio. Dico, non lo so, cosa si suscita in te, cosa si smuove. No, vabbè, sicuramente non è da tutti i giorni. All'improvviso magari puoi stare un attimo pensierosa, un attimo ansiosa, un attimo... Dico, l'avverti questa necessità, te ne accorgi? Avverto una cosa che avverto un'emozione all'interno che devo scrivere. Devi stoppare e devi scrivere. Devo scrivere. All'improvviso, cioè io stavo una volta è un'altra bomba che esplode. Sì, brava, è un'altra bomba che comunque devi cacciare al momento. Però se non è al momento e passa, poi ti fastidio e passa un altro giorno. Cioè, è un fatto che come dire, accade anche dentro di me. In questo periodo sto scrivendo poco, non sto postando niente su Facebook, perché poi quando scrivo io devo scrivere, non scrivo tanto per questo dimostra il fatto, cioè il mezzo, cioè il fine giustifica il mezzo. Dico, a te accade spesso o accade sporadicamente? Dipende come stai con la testa. Se è un periodo difficile, un periodo critico, un periodo allora ti metti a fare le canzoni. Capito com'è? Se è un periodo critico, un periodo negativo, allora hai l'ispirazione per scrivere. Ma tu hai un diario personale dove annoti le tue vicende di vita? No, assolutamente.
No, non ho tempo di scrivere, no. E non ho tempo nemmeno di leggere, cioè mi piacerebbe leggere su Mr. Grey, su 50 sfumature, perché tutti quanti stanno leggendo questo libro e non tengo mai il tempo di leggere un libro. Vabbè, e infatti ho visto il film e tutto a posto. No, vabbè, quando invece stai a mente lucida, magari va tutto bene, magari è tutto amore e d'accordo, non scrivo niente, capito me? Ho capito. E forse è l'inverso, magari quando sta bene scrive, invece quando sono depressa scrive. Come Leopardi tu pessimista. Le migliori poesie di Leopardi sono comunque uscite fuori quando lui viveva questi periodi magari particolari. Sì, perché comunque tu ti nascondi comunque dietro ad una canzone, capito? Metti tutte le tue angosce, tutte le tue paure, le tue incertezze dentro una canzone. Stanno gridando stessi fatte su Leopardi, capito? Sei divertito, capito? Si sente poco Leopardi. Siete realizzate. Passiamo alla 10ª domanda. È l'ultima domanda? No, è la penultima. Perché io vorrei lasciare anche qualche minutino alle persone da casa di chiamare in diretta in modo che diamo un po' spazio. Facciamo la penultima, poi l'ultima e poi passiamo il video perché poi voglio dire. Allora, il fenomeno Nancy, dove per fenomeno intendiamo fatto evento considerato nel momento in cui è oggetto di particolare esame. Tu come cantante sei l'oggetto in questione, praticamente sei voluta perché carta canta. Quindi questo fenomeno Nancy che poi si protrae nel tempo e diviene successo. Ma che prezzo ha questo successo? Che prezzo ha? La mia vita. Semplicemente la mia vita. A cosa ti fa rinunciare? Cosa ti fa vantare, voglio dire? Mi fa rinunciare la mia vita privata, voglio dire, perché comunque il tempo è poco per dedicarmi a me stessa. Anche dopo, comunque, avendo un bambino, devi fare la mamma, devi fare la moglie, la casalinga, poi devi fare la cantante. Quindi io dico sempre ai miei colleghi maschi, dico voi, quello che fate voi, io lo faccio doppio, perché a volte io sento i miei colleghi con le mogli che litigano, ma perché tu che fai? Ma perché tu che fai? Io guardo, dico, io faccio quello che fai tu e quello che fai tu. Quindi voglio dire, ognuno fa una cosa. Pensate a me che povera Dio, quello che da fare per la sera devi tornare a casa e fare comunque la parte poi della donna. Quindi ognuno non è mai contento di niente. È ovvio. Però voglio dire, sono comunque soddisfatta. Esce la mattina, diciamo, quando porto mio figlio a scuola, D'Annunzia, ok? Poi mi ritiro la sera da Nancy, capito con me? Scendo da Annunzia e mi ritiro da Nancy, è la stessa cosa. Capito. Boh. Andiamo con la prossima e ultima domanda. No, io direi di passare a queste due ultime cose, un aggettivo per tuo marito, Carmine, e per tuo figlio Vincenzo. Poi passiamo al video e poi diciamo la deduzione dei fan che hanno fatto di lei. Sì. Una parola per tuo marito. Paziente. E per tuo figlio? Mio figlio? Ti tengo tutto cosa. Un aggettivo. Ma nei miei riguardi? No, cos'è per te un aggettivo per definirlo? Se tu dovessi, diciamo, rubare un aggettivo dal vocabolario per incollarlo al tuo figlio, quale prenderesti? Uno solo. La possibilità è questa. L'amore in persona, l'amore. Mio Va figlio è bene. l'amore. Ci fermiamo un attimino con le domande che poi dopo continui, perché c'è un altro videomessaggio e l'ultimo mi sa che è quello più importante. Per te un in bocca al lupo importantissimo. Vi ringraziamo sempre per questo videomessaggio, Rosa Perzella. Guarda là, prego regia. Mamma mia, è la Flora cantando. Mamma, sei un bocca al lupo. Siamo morti noi quando l'abbiamo sentito. Un bacio al piccolo Vincenzo che fa in bocca al lupo, quello più importante, mi piange i denti. Ci siamo riusciti! Ma è bello, mamma mia. Guarda, io se avessi saputo che fosse stato così, l'avrei fatto 10 anni fa a mio figlio. Mamma mia. Ma è bellino, ma poi non dorme mai, è come noi. Siamo alle 5, alle 5, alle 6, alle 6, non dorme mai. Bello, iperattivissimo. Ma poi Nancy mi con accento, ma Vincenzo, tuo figlio, non si è voluto vestire. Ma è piccolino, non fa niente perché era con il pigiama vabbè, ma non fa niente, è piccolino. No, perché non si è voluto vestire in nessuna maniera. Ma non ti preoccupare, va bene, un bambino. Non ho idea. Ringraziamo per questo anche Rosa Pezzella per questo video messaggio. Anche questo. Grazie. Senti Nancy, noi come tutti gli artisti che passano di qui,
noi andiamo dai loro fan e stiliamo le deduzioni che i fan fanno sull'artista preferito. Allora, fuoriesce questo di te. Sei la voce scura, non perché hai una brutta voce, perché la tua voce scura narra i nostri problemi e li schiarisce. È una voce scura che fa dimenticare passati burrascosi, dona speranza ai carcerati, alleggerendo il peso di una libertà soffocata, fa nascere amori e ripristina altri. Il tuo ruolo è fondamentale, da un amore immutato dei tuoi fan. In bocca al lupo per il tuo evento. Grazie. Anche da parte mia in bocca al lupo. Peppe. Allora, siamo arrivati al termine della diretta. Io voglio ringraziare Nancy perché veramente ti sei aperta del tutto, della tua vita privata, quella artistica, perché lo sai è difficile, vanno a volte nei programmi come ospiti, però si parla sempre di musica. Certo. Io ti ringrazio perché veramente stamattina ti sei aperta del tutto, proprio della tua vita privata, del tuo passato. Io di questo ti voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto i videomessaggi, da tuo figlio Enzo, a Rosa, a Sara, il gruppo Indelebile, la ragazza della Sicilia, veramente ti ringrazio e Nancy vi aspetta il 27 marzo al Pala Partenope. Io voglio ringraziare sempre la duchessa, Mario, ringrazio Andrea dalla regia e voglio ringraziare i fratelli Mariano che ci danno la possibilità di fare questo programma. Grazie mille, ci vediamo domani dalle 16 alle 18, ospite con noi Pino Giordano. Passa a duchessa la parola e poi passiamo a Nancy la parola. Io volevo salutare i fratelli Marigliano, a Bambolina che ci dà sempre questa possibilità, a Beccaccio che è un grande manager, un forte bacio, a Rosa, a Sara, a Mario e soprattutto a Nancy che senza esitare mi ha aperto le porte di casa sua, si è messa in gioco, non è stata maschera ma è stata volto, mi ha raccontato tutto nei minimi particolari, dai suoi periodi burrascosi fino ad oggi, che oggi lei è un'artista affermata, vanta di una situazione economica invidiabile e questo lo dobbiamo dire perché si merita tutto il successo che ha, perché è stata sempre umile, non è cambiata in niente. Un bacio a suo marito, a suo figlio che è uno spasso e che dirvi, vi aspetto il 27 perché io ci sarò. Un bacio. Anche io. Io invece voglio ringraziare voi per avermi invitata di nuovo in questa bellissima trasmissione. Un bacio fratelli Marigliano, ovviamente vi aspetto tutti quanti il 27 marzo per condividere insieme questo giorno fantastico e poi ovviamente sarò qua anche dopo il concerto per parlarne, magari per avere i vostri pareri, che è importante. Voglio Certo. poi il voto. Ovvio. Oggi Bambolina che voto dai al look? No, lo sai, a me mi piace perché è sportiva e do un 7 perché io adoro lo sportivo. Sei bella perché poi è abbinata a bianco e nero che io adoro, il cappellino dei Adidas, tuta dell'Adidas, scarpe dell'Adidas, tutto Adidas. Io do 7, quindi il look di Nancy passa! Allora vi raccomando, non esitare a chiamare per acquistare i biglietti di Nancy. Andate sul suo profilo Nancy Coppola, là troverete i numeri telefonici, parlerete direttamente con Resi Pezzella. Vi aspettiamo a questo grande spettacolo, vi raccomando, chiamate, ciao! Un bacio!